Vogliamo partire oggi in questa puntata di Screenshot parlando dei fatti di cronaca che sono accaduti in questi giorni, numerosi incidenti che si sono verificati sulle nostre arterie viarie del Friuli Venezia Giulia, spesso purtroppo con esito mortale. Che cosa sta accadendo? Colpa delle infrastrutture o colpa di chi guida? E se fosse anche colpa di chi guida, lo vedremo tra poco, quali sono le cause della disattenzione? Perché questo tema oggi? A parte la cronaca, perché a partire da domani ci sarà anche un importante appuntamento al Terminal Nord, un evento organizzato dalla BM Sport, che il tema è Uniti per la sicurezza stradale, che poi verrà replicato anche a Pordenone, Trieste e Villesse, quindi tutte le 4 province, diciamo, coinvolte. Uniti per la sicurezza stradale, sapere è meglio che improvvisare, questo è il sottotitolo, ma in verità un messaggio forte e chiaro che immagino lo lancerà anche chi è ospite al mio fianco, ovvero Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Udine. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, comandante, grazie per essere venuto in trasmissione perché è importante avere una persona della sua capacità e diciamo anche della sua autorità per poterci spiegare anche sulla base dei dati ma anche dei rilievi che voi fate che cosa sta accadendo realmente, i motivi che portano a questo tipo di incidenti. Certo. Beh, partiamo dal fatto che l'incidente stradale è sempre, l'approccio all'incidentalità stradale deve essere necessariamente multifattoriale perché è un fenomeno complesso che coinvolge varie fenomenologie. Sicuramente il punto di partenza ritengo che debba essere quello della matematica, quello della certezza e quindi partirei dal dato Istat perché diciamo, è la fotografia di quello che accade nel nostro paese. Oggi abbiamo insomma, una fotografia abbastanza aggiornata e costante negli ultimi anni perché già dal 2015, e non è cambiato in questi anni, l'Istat ci dice che in Italia muoiono più di 3.000 persone all'anno per incidenti stradali. Faccio un piccolo inciso da questo punto di vista. Noi siamo molto spaventati e sempre allarmati dal fenomeno del terrorismo internazionale. In tutta Europa in 10 anni non ci sono state 250 vittime per terrorismo internazionale. Parliamo di famosi casi come il Bataclan, piuttosto che altri gravi eventi. In Italia ogni anno più di 3.000 persone muoiono sulla strada. Quindi forse c'è un'errata percezione del vero pericolo che corriamo, che probabilmente rischiamo di più ogni giorno andando a lavorare piuttosto che ad andare a un evento di qualche tipo dove c'è la minaccia terroristica. Ecco. E tornando al dato, l'Istat ci dice anche che quali sono le cause prevalenti e principali dell'incidentalità e dal 2015 l'Istat ci dice che la prima causa di incidenti in Italia è la distrazione, la prima. La seconda è la mancata precedenza, ma noi sappiamo benissimo che la mancata precedenza normalmente è attribuibile a una distrazione quasi sempre, non dico sempre ma quasi sempre. La terza, la velocità e io vi dico che la quarta è l'alterazione da alcol o stupefacente. Questa è la fotografia ed è matematica, non è diciamo discutibile. C'è sempre un fattore umano dietro. Quasi sempre, perché l'approccio, come dicevo, è multifattoriale. È vero, esiste anche la componente infrastrutturale, perché esiste anche quella nella dinamica degli incidenti. Facciamo qualche caso di cronaca recente col il famoso utilizzo dei tanto amati in questo periodo monopattini e scopriamo che qualche piccola sconnessione dell'asfalto è più che sufficiente per essere fatale con uno di questi veicoli. Non ho detto a caso veicolo, ricordiamolo, il monopattino è un veicolo per il codice della strada, quindi è soggetto a tutte le regole del codice della strada previste per i veicoli, in particolare le biciclette. Peraltro sul monopattino volevo tornare proprio dopo, perché c'è anche una proposta che è partita allora, di legge dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, proprio in queste ore. Benissimo, quindi ci vediamo dopo. Tornando a noi e tornando quindi alla questione infrastrutturale, è vero che esiste anche una componente, un aspetto del fenomeno legato all'infrastruttura, però è difficile verificarlo o trovarlo comunque nella rete infrastrutturale del nord-est Italia. È una rete comunque infrastrutturale, io provengo da molti anni di esperienza veneta, adesso sono in Friuli, francamente la rete infrastrutturale dire che non è adeguata è come dire, una bugia, non è così, non è così. Quindi il nostro fenomeno incidentale non in assoluto ma in grandissima prevalenza è dovuto a un fenomeno umano legato soprattutto, come dice l'Istat, e qui il Friuli Venezia Giulia non fa eccezione all'Istat, alla distrazione. Quindi il nostro vero
nemico, se così possiamo dire, anzi senza modi di dire, è la distrazione. E noi sappiamo benissimo qual è la vera, principale causa di distrazione alla guida, perché lo sappiamo tutti, lo usiamo tutti i giorni e ne siamo anche un po'... Purtroppo ce l'ho anche al mio fianco in questo la dimostrazione, momento, quindi... però non lo sto prendendo in mano, ma comunque può capitare che magari il richiamo del messaggino, il richiamo di qualcosa possa portare. Ma anche una semplice radio, memorizzare, sintonizzare la radio. Beh, forse o il navigatore stesso. Ricorderà il caso storico di un famoso pilota di Formula 1 che si infilò con la sua Ferrari, si infilò in autostrada sotto un camion e ammise poi, quando fortunatamente non ebbe nessuna conseguenza da quell'incidente, ma ammise che stava cambiando il CD dal lettore della sua macchina. Quindi insomma è storia, non sono teorie. Oggi però telefonino, smartphone e social, questo è un reale problema. È un reale problema e l'Istat l'ha fotografato. Che ci danno in mano delle vere e proprie bombe. Sì, decisamente sì. Ma faccio un esempio per far capire di cosa parliamo, perché sennò sembra quasi sempre che parliamo di cose astratte, no? Un messaggino su WhatsApp o quanto tempo si perde? Tipo, solo per vederlo, se facciamo la prova. Percorro l'autostrada, sì, a 130. tutti i nostri telespettatori possono fare questa prova. Ricevono un messaggio e guardano chi ha scritto, sbloccano il telefono se è bloccato, guardano solo chi ha scritto e lasciano giù il telefono e tornano ad alzare la testa. Per fare questa operazione senza rispondere, senza fare nulla, e neanche leggere probabilmente tutto il testo del messaggio, sono passati un paio di secondi. Esatto. Un paio di secondi. Un paio di secondi. Facciamo un paio, siamo ottimisti, vogliamo dire che siamo molto rapidi, molto bravi e molto veloci a fare questa operazione. Ma un paio di secondi, la formula della velocità, che è spazio fratto tempo, ci dice esattamente in quei secondi quanti metri passano. A 50 km/h sono circa 14 metri, a 100 km/h sono 28 metri. 28 metri in cui noi abbiamo abbassato lo sguardo dal parabrezza e abbiamo falciato tutto ciò che c'era. E in autostrada a 130 questi metri diventano ovviamente qualcosa in più. Una cinquantina, insomma, andiamo vicino alla cinquantina. Comandante, cosa si può fare a questo punto? Cioè, campagne shock, tipo quella del fumo. Faccio un esempio, la butto lì adesso, in questo momento. Far vedere alla gente gli incidenti che avvengono. Si fa tanta prevenzione nelle scuole, immagino, quanto assolutamente ne facciate, insomma. Però tante volte magari è difficile raggiungere anche gli stranieri che magari hanno un'altra disciplina sicuramente nel guidare, oppure arrivano da tante ore, penso a autotrasportatori stranieri che arrivano da tante ore in cui... Beh, allora, sono stati toccati tanti temi, tutti molto interessanti. Vediamo se riusciamo a dare qualche flash sui vari temi. Parto dall'ultimo, l'autotrasporto professionale. È un dato statistico, anche qui Istat, e quindi diciamo non soggetto ad interpretazione, che in autostrada e il traffico pesante sono fra i soggetti meno incidentali del Paese. Quindi quello che noi pensiamo incredibilmente, perché siamo portati a pensare magari anche sull'onda emotiva di determinate comunicazioni mediatiche, in realtà l'autostrada è ad oggi la strada tendenzialmente meno incidentale del nostro Paese e il trasporto pesante è quello meno coinvolto negli incidenti. Però purtroppo, come abbiamo visto, la percezione è diversa. Ma perché? Perché quando avviene un incidente che coinvolge un mezzo pesante, spesso le conseguenze sono molto gravi. Lo abbiamo visto l'altro ieri, insomma, con un incidente molto importante. Che ha causato poi tanti altri incidenti, insomma. Assolutamente, di cui tra l'altro uno, ahimè, con conseguenze tragiche. Eccolo lì. No, lo vediamo adesso proprio nell'immagine. Ecco, questo per dire che ovviamente questo è il motivo della percezione, perché quando capita, ricorderete la famosa esplosione della cisterna a Bologna, che ha coinvolto un mezzo pesante. Sono casi che quando capitano sono molto eclatanti, però in realtà i numeri ci dicono un'altra cosa. E andando a che cosa si può fare, campagne shock. Beh, il Ministero dell'Interno da 20 anni ormai ha un progetto di educazione stradale, il famosissimo progetto Icaro, che adesso da 2 anni, già 3 anni, è diventato internazionale, si chiama Icarus, e prevede proprio un contributo di
di studio fatto con gli studenti delle scuole per far vedere loro che cosa succede con i comportamenti di guida scorretti e quali sono le modifiche. È un progetto che è stato fatto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma e il Dipartimento di Psicologia, e quindi è molto, molto solido, e in questo progetto non vedrete mai immagini eccessivamente cruente, perché è stato studiato che la resa, la metabolizzazione, diciamo, dei concetti di educazione stradale passa diciamo in maniera migliore senza le immagini scioccanti, che sono quelle che poi il nostro cervello tende un po' per autoproteggersi a eliminare. Quindi insomma, questo è un po', lo dico in maniera un po' impropria perché non sono insomma, un tecnico della psicologia, però insomma la sostanza è più o meno questa. Cioè, se dovessimo vedere un incidente, qualcuno che non frena, un impatto terribile, per spiegare che magari non bisogna fare così, si tende magari... Se le immagini sono brutte da vedere, si tende un po' a rimuoverle o a reagire con il classico "ma non succede a me", sì è successo ma a me non accadrà. E in realtà non è così. Quello che invece andiamo a fare con i progetti che abbiamo e sulla falsariga di questi progetti sono campagne di educazione stradale rivolte a tutti, non solo agli studenti, ad esempio quella di cui ha accennato, che si svolgerà questo weekend presso un noto centro commerciale della città. Ne parleremo bene nella seconda parte, ecco, e questi sono importanti. È un tipo di approccio che è esattamente quello che proponiamo, cioè la visione di incidenti reali, commentata da personale formato appositamente secondo questi protocolli interministeriali, per spiegare come mai è accaduto, che cosa si può fare per non farlo accadere. Ora, se consideriamo che oggi la categoria dei neopatentati è come dire, una delle meno incidentali del nostro paese, perché non sono loro, anche qui c'è un luogo comune, no? Che i ragazzi giovani, non è così, non è più così, lo era. Ma adesso, dopo le tante campagne scolastiche, sera, ecco. Esatto, il famoso fenomeno delle stragi del sabato sera. Grazie soprattutto alla prevenzione fatta con l'educazione stradale, più ancora che con i servizi specifici, che ovviamente sono stati fatti anche quelli, ma soprattutto con l'educazione stradale si è ottenuto questo risultato. Oggi dobbiamo cercare di intercettare la fascia davvero più incidentale del paese, che è quella fascia 30-50. Ecco, questa è una novità. Allora andiamo in pubblicità proprio con questa notizia e torneremo tra poco. Bentornati in onda con Screenshot, parliamo di sicurezza stradale, vicino a me Alessandro De Ruosi, comandante della Polizia Stradale di Udine, perché ci può dare dei dati, anche capire qual è il pericolo dell'incidentalità, i rischi e soprattutto quali sono le fasce d'età più colpite, ma anche perché domani oltretutto e dopodomani c'è un importante evento, ve lo ricordo, Terminal Nord, Uniti per la sicurezza stradale, sapere meglio che improvvisare, peraltro continuerà anche in tutte le province della regione, quindi insomma un importante evento che vuole sensibilizzare contro l'incidentalità, tutti questi pericoli che poi stanno anche tornando in maniera abbastanza recrudescente in questi ultimi giorni. Comandante, mi ero rimasto colpito dal fatto che aveva detto non sono i neopatentati il problema, sono quelli che tra i 30 e i 50 anni, perché? È proprio così. Il perché probabilmente è da scrivere al fatto che sono persone più grandi, che hanno già guidato per tanti anni e probabilmente non gli è mai successo niente per loro fortuna, e quindi ritengono che l'invincibilità classica, dicono... Sì, siano meno esposti al pericolo, perché probabilmente pensano che sia così. In realtà hanno delle condotte di guida estremamente sbagliate, ma non sanno di averle, perché mentre i giovani sono stati talmente tanto, se posso dire, martellati anche nei percorsi scolastici, che oggi quando facciamo i servizi, per esempio, parliamo di Friuli Doc. Friuli Doc, la polizia stradale è stata presente con un dispositivo enorme, 20-30 pattuglie. Pochi però, peraltro, assolutamente. No? Sono stati tutti ligi al dovere. Ma questa è perché forse dal mio punto di vista, c'era il Green Pass. È una notizia, perché vuol dire che il messaggio è stato sdoganato. Noi abbiamo fermato un sacco di macchine con tante persone a bordo che magari si erano anche divertite, ma chi guidava era perfettamente a posto. Abbiamo visto macchine guidate spesso dalle compagne o dalle mogli o dalle fidanzate. Concetto. E i ragazzi giovani, da questo punto di vista, non sgarrano quasi mai, non dico mai perché ovviamente qualcosa succede sempre, però in realtà la maggior parte di loro hanno chiaro che se si guida è meglio evitare, mentre la fascia adulta,
diciamo 30, 50, 30, 55, insomma gli adulti, vuoi perché sono cresciuti senza quel battage culturale sull'educazione stradale, vuoi perché ritengono di essere come dire, già esperti e quindi di non correre rischi, non hanno le stesse attenzioni e adottano condotte di guida estremamente pericolose. Come dicevamo prima, come reagire a questo? Come si può fare qualcosa? Infatti, perché proprio questo è il fatto, cioè raggiungere i 30 e 50 anni, che magari in questo momento, considerati invincibili, come abbiamo detto fino adesso, non si riesce a raggiungerli perché magari non hanno proprio la consapevolezza che vanno incontro di fronte a questo pericolo. È assolutamente così, infatti, mentre uno studente, quando è a scuola, ahimè, se gli dicono per un'ora devi ascoltare l'educazione stradale, lo deve fare, un cinquantenne è difficile dirgli da adesso in poi ascolti quello che ti sto dicendo. Ci appelliamo a lui, no? Allora, in questo momento. E allora l'iniziativa di cui abbiamo parlato è estremamente utile da questo punto di vista. Non a caso la Polizia di Stato è partner, oltre che componente di questo evento della BM Sport, proprio patrocina questo evento e ne fa parte con l'educazione stradale. Sarà da domani mattina da domani in tarda mattinata per tutta la giornata, sia sabato che domenica, si parlerà di educazione stradale con i video, i famosi video degli incidenti e di tutte le condotte di guida più pericolose. Le analizzeremo tutte in pochissimi minuti, quindi non tratterremo nessuno più di qualche decina di minuti, e spiegheremo tutti gli errori, almeno la maggior parte degli errori che si commettono alla guida senza sapere che li stiamo commettendo e facendo vedere perché quella condotta porta all'incidente e come evitarla. Poi il resto lo lasciamo all'intelligenza delle persone che una volta visto e sentito quello, insomma, dovrebbero sapere cosa fare. Ecco. Peraltro leggo che anche il programma prevede prove pratiche gratuite di guida sicura. Assolutamente, perché questa è la partnership, è questa, la polizia stradale si occupa dell'educazione stradale a tutti, diciamo, in tutte le sfaccettature. E BM Sport realizza le prove pratiche per far vedere con i piloti, con gli istruttori di guida sicura, le manovre manuali, diciamo, che possono aiutare a correggere gli errori. E da questo punto di vista questa sinergia è davvero, davvero efficiente, perché poi il risultato è un aspetto pratico e teorico e quindi chiaramente molto positivo. Leggo sempre l'ideatore Massimiliano Bertocci e leggo che è stato creato un campo scuola bike, imparare i cartelli stradali dedicati ai bambini, un percorso da affrontare con le biciclette, assistiti dagli istruttori, e poi ci saranno anche delle belle autovetture, ecco, insomma, per avvicinarsi al mondo delle auto, d'altronde anche farsi belli gli occhi, insomma. Non nascondiamo che proprio perché l'evento è bello e è importante, il Ministero dell'Interno ha mandato anche la bella Lamborghini, che normalmente è adibita al trasporto organi per questo evento. Esatto, e quindi il patrocinio e la partecipazione della Polizia di Stato e della Regione Friuli Venezia Giulia, insomma un bel risultato in tutto questo. Lei mi parlava che l'autotrasporto, è vero, l'incidentalità dell'autotrasporto non è ai massimi come potremmo pensare, però magari gli stranieri hanno tutt'altre regole. C'è un problema legato Allora, noi abbiamo un traffico che è nettamente prevalente come estrazione dall'estero, quindi è chiaro che il fenomeno per noi coinvolge sempre o quasi sempre autotrasportatori e veicoli stranieri, ma perché siamo zone di confine, non è perché lo straniero è più scorretto o rispetta le regole necessariamente meno di noi o del nostro, non è così, queste sono un po', insomma, un po' leggende, nel senso che noi abbiamo una statistica che ci dice questo, ma la statistica è perché da noi c'è tantissimo traffico straniero, molto più di quello locale o comunque di quello italiano. Abbiamo l'asse viario che collega il confine con l'Austria e con tutto il corridoio 5, quindi siamo tutta l'asse di comunicazione fra l'Europa e l'Est Europa. Di 4-5, 4 sicuramente sono autotreni che provengono dall'Est Europa. Ecco. Come dire, non ci sentiamo assolutamente di dare una prevalenza a una nazionalità per le violazioni del codice della strada. Certo è che esistono le violazioni, esistono i comportamenti sbagliati e ahimè da questo punto di vista si commettono in Italia e si commettono all'estero. Insomma, questo è un dato sicuro, però non possiamo dare una connotazione necessariamente a un paese o a un altro. Insomma, ecco.
Dati però sul 2021 in questi primi 9 mesi li abbiamo, quantomeno un trend? Sì, abbiamo un trend ovviamente, perché come sempre sappiamo che i dati consolidati poi arrivano necessariamente più avanti, però il trend c'è ed è purtroppo di un aumento dell'incidentalità, lo vediamo insomma tutti i giorni, perché abbiamo proprio negli ultimi 7-8 giorni abbiamo assistito a una serie di incidenti gravi, non solo quello di cui abbiamo parlato ultimo in autostrada, ma anche sulla viabilità ordinaria, anzi forse, come dicevo prima, anche più sulla viabilità ordinaria. Il fenomeno è legato alla ripresa dei movimenti. Il 2020 è stato un anno, come dire, anomalo dal punto di vista dell'incidentalità, perché il lockdown ha, come dire, abbattuto letteralmente il fenomeno dell'incidentalità, ma ha abbattuto anche il fenomeno della mobilità. Certo. Quindi è chiaro che adesso, con la ripresa dei commerci, con la ripresa delle attività, ci aspettavamo, ed è avvenuto e sta avvenendo, quel aumento dell'incidentalità. È normale, non riteniamo di poterlo classificare come anomalo o patologico, è la ripresa ed è in linea con quello che più o meno abbiamo lasciato prima della pandemia. C'è molto da fare, molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare. Per questo ben vengano eventi come quello di questo weekend e i molti altri che sicuramente abbiamo in cantiere. Insomma, c'è una bella iniziativa, adesso non voglio anticipare perché sennò il signor prefetto si arrabbia, però c'è una bellissima iniziativa che è partita proprio dalla prefettura di Udine, e quindi non dico altro perché sennò dopo le sento. Ci lascia qua con l'amaro in bocca, però poi col punto di domanda, sappiate che c'è qualcosa che bolle in pentola. Dobbiamo alzare le antenne, insomma, quantomeno noi giornalisti, per correre dietro per capire qual è questo tipo di iniziativa, per poi divulgarla, insomma, a voi telespettatori. Gli ultimi 2 minuti, oltre dopo lanciare un appello che mi piacerebbe che lo lanciasse a tutti i telespettatori, la questione del monopattino che l'avevo bloccata prima. Adesso c'è una proposta di legge che dicono bisogna avere il casco, bisogna avere l'assicurazione. Adesso io non le chiedo ovviamente se bisogna averlo oppure no. Allora, però mi può spiegare un po' il monopattino, che tipo di trend è, se è un mezzo un veicolo, come l'ha detto lei, pericoloso? Allora, attualmente... In base ai dati anche. Il dato ci dice che c'è un fenomeno incidentale importante legato a questo veicolo. Da questo punto di vista, se chiedete a me, personalmente ritengo che tutto ciò che adottiamo come misure per aumentare la sicurezza stradale, e quindi casco, assicurazioni o altri strumenti che in qualche modo possono tutelare la circolazione e gli utenti della strada, io sarò sempre favorevole, perché la sicurezza non basta mai. Nel momento in cui pensiamo all'ultimo episodio di cronaca che è avvenuto proprio nel nord Italia, di un bambino, un ragazzino che ha perso la vita per aver provato, senza conoscerlo, un veicolo che ha delle regole, dell'amico peraltro, dicendo voglio provare. Ecco, e quindi in una condizione in cui non era consentito utilizzarlo nel modo in cui è stato utilizzato, ci rendiamo conto della necessità e dell'utilità sicuramente, ma io mi sbilancio anche della necessità di aumentare le dotazioni di sicurezza, come è stato fatto anche nel tempo e negli anni per le moto, i motorini, ricordiamo, no, l'introduzione del casco obbligatorio, poi per le biciclette l'introduzione dell'obbligo dei catari frangenti, le luci, tutti i dispositivi. Tutto ciò che facciamo per aumentare la sicurezza stradale e degli utenti della strada non è mai troppo, non basterà mai. Ecco, se questo è quello che è il mio pensiero. Senta, l'ultima, le avevo chiesto un appello, insomma, da rivolgere ai telespettatori, oltre al fatto di venire all'evento domani, ma al di là di quello. Assolutamente adesso chi si muove in questo momento, magari deve rientrare a casa, ci ha appena visto, oppure deve uscire. Io dico questo, proprio per tirare le fila di quello che abbiamo detto un po' stasera, la distrazione non perdona, o meglio, a volte ci perdona, ma noi non ce ne siamo resi conto, e in questo momento non ce lo possiamo permettere. Invito tutti i telespettatori a fare la prova che abbiamo fatto noi prima, l'esempio che abbiamo fatto voi prima. Provate a vedere quanto tempo vi serve per vedere il messaggio sul telefono e realizzate quanto e cosa fa il vostro veicolo durante questo tempo. Fatelo da casa. Bambini, oggetti sulla sede stradale, tutto sotto. Io dico, non ne vale la pena, non ne vale la pena. Il telefono lo possiamo lasciare da parte, per qualche momento non succederà niente sicuramente. Questo è il vero appello di questo momento e mi auguro che sia chiaro per tutti, perché è davvero, davvero pericoloso. Grazie Comandante per essere venuto in trasmissione da noi e averci regalato qualche pillola di saggezza. Grazie a voi. Grazie mille.
Buona serata e ovviamente prestate attenzione quando andate alla guida. Noi ci vediamo prossima settimana tutti insieme qui con Screenshot. Arrivederci.